Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Screenshot. Fari puntati questa sera sulla raccolta differenziata a Pordenone, che ha cambiato sistema dallo scorso giugno. Insomma, il modo di conferire i rifiuti è cambiato, una grande rivoluzione per la città. Siamo con l'assessore Cairoli del comune di Pordenone. Insomma, assessore, siete partiti a giugno, sono passati già diversi mesi, ormai si sta completando perché voi avete iniziato piano piano una parte di città alla volta, siamo quasi arrivati alla fine di questo percorso. Ora è un momento buono per fare un po' il punto della situazione, insomma, a che punto siamo? Allora, siamo partiti a giugno proprio per dare il tempo alle utenze non abituate al sistema porta a porta di adattarsi e di impararlo. In realtà, al di là di quello che si sta vedendo, di abbandoni puntuali che sicuramente ci sono, il sistema sta già dando risultati, perché in realtà andremo a regime con tutta la città dal 1° dicembre e il sistema ufficialmente della tariffa partirà dal 1° di gennaio 2023. Risultati ne abbiamo già di positivi, sia a livello di analisi merceologica, sia a livello di quantitativo di rifiuti raccolti. So che ai cittadini sembra che ce ne siano molti più sulla strada, ma in realtà questi venivano buttati all'interno, e anche se siamo dei cassoni e anche se siamo comune riciclone, il premio non analizza la qualità di rifiuto ma solo quello dello svuotamento dei cassoni, della carta, della plastica o di quanto. In pratica questo cosa significa? Significa che è vero, noi riempiamo un cassone della carta, 10 cassoni, 100 cassoni, però quello che c'è all'interno non è tutta carta. Tant'è che abbiamo addirittura, cosa ha indotto non solo il passaggio a tariffa, ma ad avvicinarsi e portare la città a questo sistema, a migliorare la qualità del rifiuto, perché le frazioni che si pagano, che hanno un costo, non sembrano magari strane, ma i cittadini non tutti lo sanno, sono il rifiuto secco, il rifiuto umido e il rifiuto verde. Quello da cui noi richiamiamo sono la carta, la plastica, i metalli, il vetro. E noi siamo arrivati che, ad esempio, faccio sempre quello della carta, la carta dovrebbe essere pagata intorno agli 80 euro a tonnellata, siamo arrivati a zero. Per cui lei capisce che. Sì, quello che dovrebbe essere un guadagno che negli anni passati magari era stato un guadagno che permetteva, immagino, anche di tenere le tariffe dei rifiuti più bassi, oggi non lo è più, quindi c'è l'esigenza di fare una vera raccolta differenziata fatta bene. Il porta a porta dovrebbe aiutare in questo, ecco, questo passaggio diciamo anche culturale, insomma, ormai è abbastanza diffuso in tutta la regione. Pordenone restava una delle zone un po' particolari, insomma adesso viene colmato anche questa mancanza, diciamo. Qual è la risposta della cittadinanza? Perché si sa, insomma, che sono questi cambiamenti comunque, soprattutto nei condomini, insomma, provocano dei mal di pancia. Allora, qualche mal di pancia c'è di sicuro, qualche perplessità. Quello che io mi sento di dire è di rassicurare i cittadini che abbiamo preso a modello un sistema che funziona ormai da 20 anni, in particolare nel Veneto, il modello proprio a cui ci siamo ispirati, che appunto ormai più del 70% dei comuni italiani sono in questa direzione, che a livello di Triveneto siamo rimasti pressoché gli ultimi, a livello di provincia di Pordenone solo Montereale e Prata sono ancora col sistema cassonetti. La città di Pordenone era già in parte col porta a porta, perché il centro città e il centro storico sono così, infatti per questi partiranno il 1° dicembre proprio perché ormai già abituati, però già lì i risultati, sempre sull'esempio della carta, se nei cassoni avevamo circa un 23-28% di materiale estraneo, in centro città abbiamo solo il 2%. Già questo dato deve far capire che il sistema funziona. Per i mal di pancia, dico, il sistema è molto meno complesso di quello che si può credere. Bisogna rispettare un calendario. Per quello che riguarda i condomini, tutti i condomini sono stati esaminati, valutati, dove ci sono delle criticità sono state valutate con gli amministratori di condominio, e nelle unità sopra i 15, le 15 unità,
e possono, se ci sono gli spazi adeguati, restano i bidoni per la plastica o per la carta. Quello del secco no, perché la tariffa corrispettiva si basa sulla misurazione del secco. Per cui abbiamo scelto un discorso di tessera, perché così le chiavi sono replicabili, la tessera diventa personale e consente che non ci siano estranei che vanno a conferire nei rifiuti. La scelta, il sindaco non ha mai voluto una raccolta spinta, si è tenuta sempre l'idea di mantenere in strada l'umido, perché crea sicuramente in chi non è abituato qualche problema in più, e il vetro soprattutto per un fatto di dimensioni. Il vetro ingombra, non si può comprimere, per cui questo rimane. La tessera, giusto per ricordare, aprirà tutti i bidoni stradali, per cui secco e umido. Invece se nei condomini saranno posizionati i bidoni della plastica o della carta, questi saranno apribili esclusivamente dai condomini. Con una chiave in questo caso, sempre con la tessera? La tessera abiliterà vari servizi. Uno dei servizi molto molto importanti, ad esempio, è quello dei pannolini e pannoloni. Per i bambini fino a 3 anni o per anziani malati o chi fa terapie particolari. Esistono già in città 8 punti col cassone grande per i pannoloni, apribile prima con la chiave, adesso sarà col badge, oppure è possibile richiedere un ulteriore bidone del secco che non verrà conteggiato come svuotamento, e in questo caso per i bidoni invece stradali verrà attivata la tessera. La tessera i cittadini la stanno già ricevendo, nelle zone in cui è partita è già attiva. La tessera non viene conteggiata, anche questo perché riceviamo molte domande, non è che si paghi in base all'utilizzo della tessera. La tariffa, la parte variabile della tariffa, viene conteggiata sullo svuotamento dei bidoni del secco. Anche questo è da dire, ci sono chi ha ricevuto un bidone piccolo da circa 40 litri e chi ne ha ricevuto uno da 120 litri. Le differenze sono dovute alle caratteristiche urbanistiche della città, zone più residenziali o zone con un'alta densità di condomini. Naturalmente non è che lo stesso svuotamento, per fare un bidone ce ne sarà uno da 120 litri e 3 da circa 40. Siccome pesare fisicamente il rifiuto è complesso, vengono conteggiati gli svuotamenti, per cui l'esposizione. Ogni kit ha il fuso all'interno della plastica con cui sono fatta, che ricordo, apro una piccola parentesi, sono stati utilizzati i napo gialli, quelli che in parte della città erano già utilizzati, sono stati triturati per realizzare questi bidoni. Appunto all'interno è fuso un sensore, il meccanismo, il mezzo quando passa legge e dice svuoto. E mette in conto, diciamo, indipendentemente se questo cassonetto sia pieno o vuoto. Sì, questo per cui il consiglio è riempirli. Perché? Il passaggio è settimanale o uno lo può mettere fuori anche ogni 15 giorni, chiaramente, se vuole? Allora, dipende dalle zone, perché anche questo è strutturato in base alle caratteristiche abitative, per cui ogni zona ha il suo calendario e i suoi passaggi possono essere settimanali o quindicinali. Il pagamento però avviene solo per quanto riguarda la frazione secca? Esclusivamente per la frazione secca, per cui la tessera può essere usata tranquillamente perché non viene conteggiata. Uno vuole buttare l'umido 5 volte al giorno, può farlo e questo non va al conteggio. Quando il sistema è a regime e il sistema funziona, perché saremo gli unici a non riuscire a fare funzionare questo sistema e non posso credere che, qui mi metto come cittadina, che noi cittadini di Pordenone non riusciamo a fare una buona raccolta differenziata anche nella qualità, e questo consente di tornare ad avere cifre importanti sul rifiuto riciclabile, e la legge poi dispone che quel plus vada o spalmato in tariffa o in servizi. Allora, questo sistema fa emergere anche, diciamo, un po' di illegalità. Primo, chi non ha mai pagato la Tari,
in questo caso, perché conferivano i bidoni stradali, in questo caso insomma deve avere accesso a un kit e quindi si deve autodenunciare. Ecco, che percentuale avete trovato, riscontrato anche di queste persone? E allora c'è una percentuale sicuramente di morosità che viaggia su un altro binario. E c'è una percentuale di persone che non si sono mai registrate, vanno a richiedere il kit e vengono registrate. C'è una parte di sommerso che abbiamo stimato intorno al 10%, sia dai dati emersi nelle altre città, che solitamente è su questo che si attesta, e sia da quello che stiamo vedendo. Ci sono zone in cui ci sono accumuli particolari e in questo caso stiamo incrociando i dati. Qualcuno dice ma non si poteva fare prima. Non è così semplice incrociare i dati. Adesso abbiamo una cosa che ci facilita: se in una via di 20 abitazioni ne abbiamo consegnati 18, qualche dubbio sui 2 non consegnati viene, così come in un condominio. È un lavoro sicuramente lungo, però io voglio dire, se noi su 26.000 utenze che abbiamo consideriamo un 10% che non si è mai registrato, sono numeri importanti di cui noi tutti abbiamo pagato per lo smaltimento dei rifiuti. E queste persone che vengono alla luce, insomma, che cosa succede? Si può in qualche modo anche risalire da quanto tempo sono in città e quindi far pagare loro il dovuto? Sì, perché la legge prevede di andare indietro dei 5 anni. Questo poi sarà di nuovo il lavoro, mentre la tariffa sarà gestita come per l'acqua, arriva la bolletta, sarà gestita da AGEA, tutta la parte di retroattività verrà gestita dal Comune. Insomma, per quanto riguarda anche i controlli, perché come si diceva, Pordenone, essendo rimasto uno dei pochi comuni con i cassonetti stradali, insomma, il pendolarismo, diciamo, dei rifiuti dai comuni magari vicini portava molte persone a venire a gettare la loro spazzatura qui a Pordenone, cosa che adesso non dovrebbe più succedere naturalmente. Su questo fronte anche lì i controlli degli anni, insomma, cosa hanno portato alla luce spesso di pizzicare qualcuno? Sì. Allora, i controlli vengono fatti, gli ultimi numeri, faccia conto che gli AVE, gli ausiliari della vigilanza ecologica, hanno esaminato e rilevato circa 700 infrazioni. E dopo naturalmente vengono passate alla Polizia Municipale. Col nuovo comandante si è decisa una linea di intervento che sta dando i suoi frutti e soprattutto abbiamo visto che ci sono ancora multe di persone che vengono da fuori. È capitato, e ci sono le indagini in corso, l'individuazione, perché un conto è diciamo l'abbandono di un rifiuto urbano normale, un conto è l'abbandono di un rifiuto speciale. Abbiamo avuto delle ditte che per non pagare lo smaltimento hanno anche proprio detto ma noi sappiamo che qua a Pordenone ci sono i cassonetti aperti e in tanti venivano a portare le loro cose. Devo dire che dalle zone dove già è iniziato sono invece diminuiti drasticamente gli abbandoni di ingombranti. Cioè la rete del letto, quel tipo di abbandono lì si sta riducendo moltissimo. Sì, anche perché nessuno li porterebbe più via. Infatti. Allora, grazie all'assessore Monica Cairoli, ci fermiamo per la pubblicità, poi torniamo a parlare con lei. Insomma, Pordenone rimane comunque un comune riciclone, tra l'altro da poco anche gli ultimi dati di ecosistema urbano, tra poco. Seconda parte di Screenshot, ancora in compagnia dell'assessore all'ambiente del comune di Pordenone Monica Cairoli. Abbiamo parlato insomma nella prima parte della grande rivoluzione che insomma si sta ultimando a Pordenone, con il porta a porta insomma sarà completato. Ecco, dicevamo, per concludere questo capitolo, dal 1° gennaio parte la nuova tariffa. Che tariffa si devono aspettare i pordenonesi, insomma, anche perché qui i costi aumentano dappertutto, le bollette, insomma il caro energia, eccetera. Con questo sistema uno si aspetta di pagare meno. Questo succederà o invece pagherà uguale se non avrebbe pagato di più? Allora, il passaggio da Tari a tariffa è un passaggio pressoché obbligato. La tariffa è sempre stata corrispettiva, è sempre stata considerata una tariffa più equa, basata sul principio più sporco più pago. Mentre la Tari si basava sul
adesso parte fissa, parte variabile, sulla superficie abitativa e il numero di residenti, la tariffa parte da quanto io sporco, appunto quanti svuotamenti farò, e il numero di residenti. Io lo dico a tutti gli incontri, guardando i cittadini negli occhi. In un altro momento storico sicuramente le tariffe si sarebbero abbassate, la nostra sfida è mantenerle, perché gli aumenti dei carburanti, gli aumenti delle energie, tutto va naturalmente in una direzione di aumenti. Dai dati che abbiamo, il nostro modello è Treviso ha le tariffe più basse d'Italia. Noi, le dico, è stimato al massimo quello che si può fare, secondo i dati di ARERA, un aumento dell'1,7%, ma noi consideriamo che di fare bene la raccolta e di mantenere le tariffe. Ecco, Pordenone è storicamente, ormai da molti anni, ai vertici delle classifiche nazionali per quanto riguarda la raccolta differenziata. Vi siete confermati comuni ricicloni, insomma, ecco, questo è un sistema che uno dice, va, allora tutto funzionava, perché cambiare? Beh, perché cambiare in parte l'ha naturalmente già spiegato bene, bisogna fare ancora meglio, si può aumentare addirittura la qualità oltre che il numero. Aumentare la qualità è fondamentale e bisogna anche agire sulla riduzione della quantità. Noi sappiamo benissimo che il problema del rifiuto maggiore, il 70% del rifiuto è composto da imballaggio. Allora questo sistema sì, non è un sistema rapido naturalmente, però consente di rendere il consumatore e produttore di rifiuti sempre più attento, non so, magari invece della bottiglia di plastica dell'acqua comincia a bere la cosiddetta acqua del sindaco, che è sicura, è buona, e anzi stiamo spingendo anche nelle scuole perché i bambini imparino a bere l'acqua di rubinetto, e anche a selezionare dei prodotti che abbiano imballi sempre minori. Di contro le industrie stanno andando sempre di più per una riduzione di imballaggi e di renderli anche sempre più sostenibili, biologici. È un mondo che cambia molto velocemente, lo dico ad esempio alla vaschetta di polistirolo del pesce e della carne, state attenti, date un'occhiata, perché alcuni stanno già utilizzando un polistirolo compostabile, per cui quella vaschetta che andava nella plastica adesso andrà nell'umido. Quindi attenzione sempre alle etichette, che molto spesso aiutano a capire anche dove dobbiamo buttare i nostri rifiuti, ammesso che anche lì, insomma, nei vari gestori ci sono alcune differenze, per cui bisogna stare, insomma, un po' attenti e magari leggere gli opuscoli che arrivano a caso, che ci sono sul sito dell'Agea, e prenderlo come indicazione. Ecco, quello che spieghiamo sempre è che non cambia il modo di differenziare, cioè quello che si doveva fare prima si deve continuare a fare, cambia solo la modalità della raccolta. È una raccolta sicuramente più moderna, più attenta alla produzione del rifiuto, che responsabilizza molto molto il cittadino. All'inizio potrà essere un disagio per chi non è abituato, però è un sistema che si basa anche su un grande senso di collettività. Se noi tutti facciamo la nostra parte, il comune, GEA sicuramente, e i cittadini, il sistema andrà a regime in breve tempo. Allora, continuiamo a parlare di ambiente, perché questa settimana è stato presentato da Legambiente il rapporto ecosistema urbano, che insomma vediamo com'è andata un po' nella nostra regione in questo servizio. Pordenone guadagna la 7ª posizione, perdendone 2 rispetto allo scorso anno, nella classifica nazionale del 29° rapporto ecosistema urbano redatto da Legambiente con l'Istituto di Ricerca Ambiente Italia, che traccia la fotografia delle prestazioni ambientali del Paese attraverso un'analisi dei dati dei capoluoghi di provincia. Trieste e Udine si piazzano rispettivamente al 15° e al 18° posto, scendendo di 3 e 5 posizioni rispetto all'ultima rilevazione. Al 30° troviamo Gorizia, che guadagna 2 posizioni. Aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente urbano ed energia sono gli elementi su cui si basa la ricerca, che segnala l'assenza di un'inversione di tendenza e di una vera e propria svolta nelle politiche urbane invocate e previste durante la pandemia. Aumenta la raccolta differenziata dei rifiuti, ad esempio, però dato in controtendenza è che aumenta anche la produzione di rifiuti, no? Si riduce il consumo di acqua,
Poi il tema dell'aria, abbiamo un miglioramento in tutti e 4 capoluoghi di provincia, riduzione delle polveri sottili, leggermente calante la concentrazione di ozono, ad eccezione del Pordenone, aumenta il biossido di azoto, ovvero traffico. Assessore Cairoli, allora insomma, questi dati un po' insomma, che riguardano la nostra regione, abbiamo sentito si differenzia meglio, però si producono anche molti più rifiuti, il trasporto pubblico, insomma, se vogliamo allargare, dà qualche problemino, insomma, sul fatto dell'ambiente si può migliorare, patto che insomma tutto sommato le cose vanno bene. Sì, beh, direi che siamo rispetto a molte altre cittadine italiane un'isola felice e dobbiamo essere fieri di questi risultati. Quello sulla sicurezza sicuramente ci mette al vertice e si può sempre migliorare per quanto riguarda i dati ambientali. Sappiamo che una nostra criticità è sicuramente l'aria, sia per quello che ci arriva dal Veneto, sia per la struttura geofisica in cui ci troviamo e cerchiamo e dobbiamo migliorare. Sicuramente essere al 7° posto ci pone insomma tra le prime 10, direi che è un ottimo risultato. Andiamo avanti su questa linea con i rifiuti e non solo. Qual è diciamo, la sfida ambientale che vede per il prossimo anno, insomma sistemata la partita dei rifiuti che insomma poi dovrebbe andare a regime? Ma sicuramente è quella dell'aria e quella di incrementare il verde. A questo proposito a dicembre Pordenone avrà gli stati generali dell'aria, ma credo che avremo modo di parlarne. Saranno 3 giornate incentrate sull'aria, non solo chiacchiere ma imparare buone pratiche e imparare tutto quello che nel resto del mondo si può fare per raggiungere ottimi obiettivi. Siamo in chiusura quasi, ultima battuta su un'altra risorsa fondamentale, lo abbiamo scoperto quest'estate e Pordenone ne ha sofferto e credo ne stia soffrendo ancora, che è l'acqua. C'era ancora, credo che sia ancora in vigore l'ordinanza del sindaco per un rispetto, insomma, per un utilizzo insomma, consapevole dell'acqua. Come sta andando? Insomma? Ma adesso le falde si stanno rimpinguendo perché non è solo il fatto che ci sia stata qualche pioggia per fortuna, però è un processo lento. Abbiamo patito non solo la siccità estiva, ma è stata quasi peggio per certi aspetti la siccità invernale. Abbiamo tutti imparato che è una risorsa da trattare con rispetto, anche qua ci si adegua nel momento della necessità, bisogna che diventi invece, che entri dentro di noi per farne un uso consapevole. Allora speriamo che, insomma, che l'inverno che sta per arrivare sia migliore. Grazie all'assessora Monica Cairoli per essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie, finisce qui questa puntata di Screenshot, grazie a voi per averci seguito, buon proseguimento di serata.